Euroregione.news. L'Europa delle regioni e delle città. Regioni e città d'Europa e quale ruolo possano svolgere nella costruzione e nel rilancio dell'Europa stessa è stato il tema di una conferenza internazionale organizzata al Kulturni Dom di Gorizia dall'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, in partnership con la Fondazione Copiters, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Centro European Robert Schuman e l'AUSE, Associazione Universitaria di Studi Europei. Il professor Claudio Cressatti, presidente dell'Accademia Europeista, introducendo e coordinando i lavori che hanno visto in 2 giorni avvicendarsi diversi esperti, ha ribadito la necessità del federalismo nel futuro europeo, più idoneo ad affrontare le sfide che non possono essere più affrontate da inadeguate ottiche nazionalistiche ed egoistiche. Occorre una sussidiarietà in cui le decisioni siano vicine ai cittadini, lasciando le strategie generali come l'esercito e politica estera all'Europa. Questo convegno intende portare che contributo? L'Europa in realtà è sempre più necessaria, lo stiamo registrando con tutte le crisi attuali. Il problema è che gli Stati spesso interpretano l'Europa magari come un bancomat da cui ricevere finanziamenti, oppure come una sede in cui confrontarsi in una logica puramente diplomatica. In realtà il processo di integrazione europea è una grande sfida politica, civile, per tutti i popoli europei. Da questo punto di vista i territori, le città, le regioni giocano un ruolo importante, sia in termini di portare alle istituzioni europee le istanze delle comunità locali, dei cittadini, sia anche quella di implementare le politiche europee. Da questo punto di vista abbiamo voluto, assieme alla Fondazione Copiters di Bruxelles, realizzare un convegno che mettesse assieme una esposizione, una presentazione di quelle che sono le sfide e le possibilità attuali della politica di cooperazione regionale, transfrontaliera in Europa, con una riflessione teorica sulle basi intellettuali, culturali, anche filosofiche del rapporto tra locale e europeo, tra livello dei nostri territori vicini ai cittadini e l'Europa. Di conseguenza la sussidiarietà, un termine di cui abbiamo spesso sentito parlare, fatta concretamente, fatta vivere concretamente per una chance in più ai cittadini europei. È stata Laura Markic a presentare la fondazione politica Copiters di Bruxelles, che prende il nome dal fondatore, l'europarlamentare Maurits Copiters. Questa fondazione politica si occupa di libertà, autodeterminazione dei popoli, di minoranze culturali, linguistiche e di genere, di diritti umani, ed è un think tank dell'EFA, European Free Alliance, una rete europea dei partiti autonomisti e federalisti. Alla conferenza è intervenuta la presidente dell'EFA. Sì, il nostro partito è l'unico partito politico europeo che centra tutto il lavoro politico sull'autodeterminazione, nel senso lato della parola, dunque l'autonomia, la salvaguardia della diversità culturale, linguistica, eccetera. Bisogna un tempo per convincere gli Stati e i governi dell'Unione Europea, non tanto il Parlamento che ad esempio ha votato le liste transnazionali per speriamo le prossime elezioni europee, o l'idea di von der Leyen di una convenzione per la riforma dei trattati. Noi da sempre chiediamo questa riforma dei trattati perché pensiamo che la democrazia si fa dal basso verso l'alto, in contatto diretto con gli enti locali e regionali, perché l'Europa degli padri fondatori si è fatto dal top down e adesso bisogna cambiare di spostamento. Per un motivo molto semplice, perché si lavora molto meglio in contatto diretto con la cittadinanza, all'ascolto della cittadinanza. Adesso che viviamo in tempi così duri, bisogna ripristinare la democrazia attraverso questi livelli locali e regionali, perché bisogna incoraggiare la gente non può rimanere frustrata. I problemi che abbiamo davanti di fronte sono così complicati, però conosciamo molto bene tutti i terreni locali e lì abbiamo non soltanto la possibilità ma il dovere di agire.
L'Europa però dà degli strumenti per poter dialogare con i territori e non è che non ce ne siano di questi strumenti. Penso al GECT per esempio, qui siamo a Gorizia, ce n'è uno di GECT che funziona anche piuttosto bene. Questi strumenti andrebbero quindi utilizzati meglio? Sì, bisogna utilizzare già quello che esiste, dobbiamo essere consapevoli che il 30% della popolazione europea vive in confine o vicino ai confini, ci sono 38 frontiere interne nell'Unione Europea e noi siamo per un'Europa senza frontiere, più Europa, più diritti umani, più democrazia alla fine, e ci sono degli strumenti, anche il Comitato delle Regioni, ma il Comitato delle Regioni ancora non ha i poteri necessari per veramente diventare un Senato europeo. Il Parlamento europeo non ha ancora tutte le competenze per legislare, dipende dalla Commissione e dagli Stati. Noi vogliamo un Parlamento come tutti i Parlamenti che hanno il potere dell'iniziativa legislativa. Anche la carica per la presidenza della Commissione europea dovrebbe essere per suffragio universale. Ci sono delle possibilità, ma anche io darò dopo degli esempi ad esempio l'ospedale in confine che è stato costruito da capo fra il sud della Francia e il nord della Catalogna, a Cerdagna, è l'unico ospedale che ha proprio trovato una figura giuridica che sia legale e gestito dalla Francia e la Spagna, ma dovrei dire meglio, dalla regione del Roussillon e il governo catalano. Dunque si prova che a livello regionale si possono fare tante cose. Il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste, Georg Mayr, ha detto che potrebbe essere proprio un'Europa delle regioni e delle città a superare un contesto minato da un forte concetto di sovranità e da logiche interstatuali. Collaborare a livello inferiore porterebbe alla scomparsa o alla riduzione dei contenitori che impongono la conflittualità, cioè gli Stati. Bisogna puntare ad un grande Stato europeo con un'ampia autonomia regionale. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Pier Mauro Zanin, ha definito strategica la cooperazione transfrontaliera. Non ci si può sedere al tavolo delle decisioni mondiali con un portato di sovranismi nazionali che si fanno forti del diritto di veto. In Europa c'è un problema frustrante di rappresentatività democratica perché i poteri reali vengono esercitati da organizzazioni non elette direttamente dal cittadino e tutto comunque viene sempre rimesso alle decisioni dei capi di Stato, ha detto Zanin. In questo modo non viene superata la conflittualità interstatuale, mentre a livello substatuale questa potrebbe diminuire in forza di problematiche territoriali comuni da risolvere. Occorre però lavorare alla qualità legislativa transfrontaliera, un obiettivo che ci siamo prefissi, ha detto Zanin. Altro aspetto sottolineato da Zanin è che in Europa bisogna esserci e gli italiani spesso non ci sono. In videoconferenza Sandra Sodini, direttrice del GECT Euregio, gruppo di cooperazione europea tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Veneto, ha ricordato che 1/3 degli abitanti europei vive nelle vicinanze di confini e che quindi lavorare all'eliminazione degli ostacoli legislativi e burocratici transfrontalieri significa trasformare le frontiere da ostacoli in opportunità. Il cross-border mechanism era uno strumento che serviva proprio a questo, ma si è bloccato. C'è da augurarsi che venga ripreso. Il GECT Euregio ha comunque lavorato riuscendo a produrre un dialogo transfrontaliero, ha detto la Sodini, grazie ad uno studio che ha individuato aree di legislazione autonoma regionale sulla formazione e sui trasporti. E tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia esiste anche un altro misconosciuto ma non meno interessante ed attivo GECT formato dalle confinarie Gorizia, Nova Gorizia e San Petervertoiba, di cui ha parlato il suo presidente, il diplomatico Paolo Petiziol. Un GECT di fatti concreti, diventato specialista di progetti europei nell'ambito dei programmi Interreg Italia-Slovenia, che è riuscito a realizzare obiettivi transfrontalieri nei settori della sanità, autismo, inclusione sociale e salute mentale. Nel settore della mobilità, in particolare, è stata appena inaugurata la passerella sull'Isonzo, accanto al ponte stradale e a quello ferroviario in pietra, quest'ultima opera di grande pregio ed arditezza ingegneristica in epoca austro-ungarica. La passerella, sia pedonale che ciclabile, raccorderà i percorsi ciclabili del goriziano italiano e sloveno che si sviluppano su circa 40 km e sono in fase di completamento. Euroregione.news